Il CR Sardegna Lavoro in giro per l'isola per consolidare la propria presenza sul territorio, sempre a fianco di ogni realtà calcistica isolana. La scorsa settimana si è tenuto a San Rodia l'incontro tra il comitato regionale e i club dell'Oristanese che praticano attività di base nell'ambito dei programmi del settore giovanile scolastico FIGC. Assieme al presidente Gianni Cadoni, il nuovo coordinatore regionale SGS Fabrizio Delia. È stata l'occasione per approfondire ogni tipo di tematica ed esigenza esposta dai dirigenti dei club e dallo stesso comitato regionale. Uno scambio reciproco importante teso a migliorare costantemente le attività territoriali. Tra le volontà del CR Sardegna quella di realizzare al centro federale di San Rodia anche un centro medico sportivo di eccellenza, per il quale sono già iniziate le interlocuzioni di rito. Nuovo giro, nuova corsa. Questa settimana è stata la volta dell'incontro con le società cagliaritane al Cesar Hotel, occasione anche per presentare al gruppo cagliaritano la nuova delegata provinciale di Cagliari, Maria Rita Giorgi, che ha preso l'eredità dell'uscente Begliuti. La collaborazione è nata dietro una chiamata del presidente Gianni Cadoni, il quale mi ha proposto inizialmente appunto questa nomina. Io ero un po' scettica all'inizio perché sono un po' fuori, diciamo, dal calcio da qualche anno, ma in realtà è tutta la vita che sono nel mondo del calcio, un po' per un motivo, un po' per un altro. Quindi alla fine mi sono chiesta, ok, ho vissuto il calcio così dietro le quinte, però quello da professionista, ho vissuto il calcio dei bambini, adesso proviamo anche a vivere il calcio dal punto di vista organizzativo, in una delegazione provinciale dove c'è anche il suo gran bel da fare, perché insomma la delegazione di Cagliari è la più grande delegazione sarda, c'è un gran bel da fare, ma soprattutto credo che ci sia bisogno di ascolto per le società con tutte le varie problematiche prima di poter dare anche delle soluzioni. Come ho già detto, il mio ruolo deve essere un ruolo d'ascolto. Intanto, dopo la presentazione degli allenatori delle rappresentative regionali nella sede di Via Baccaredda, tra volti nuovi e conferme, le squadre hanno già preso a lavorare con i primi raduni volti a selezionare i migliori talenti e prospetti regionali in vista del torneo delle regioni di calcio a 11 e di calcio a 5. E sono già stati raccolti i primi frutti grazie al lavoro degli anni passati, con la convocazione nella rappresentativa nazionale Under 17 del difensore Alessio Pilo dall'Academy Latte Dolce e dell'attaccante Lorenzo Zuddas dal Sant'Elena, in vista della partecipazione al Memorial Ponte Morandi il prossimo 15 e 16 dicembre a Torre del Greco e nell'amichevole con i Parietà del Pisa, mentre Filippo Ghiani, classe 2004 della Monastir Cosmoto, ha partecipato a Roma al raduno territoriale Area Centro Serie D Under 18 LND. Notizia importante per tutto il settore dilettantistico: la Federazione Italiana Gioco Calcio ha pubblicato la nuova versione numero 3 delle indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022, inerente agli allenamenti, le attività pre-gara e le partite per il calcio dilettantistico e giovanile. Per consultare e scaricare il documento collegatevi sul sito figcsardegna.it.